Paola Lanza, presidente dell'Associazione Donne Giuriste Italiane, associazione neocostituita anche a Varese. La domanda è quote rosa, divario di genere, ma il nostro ordinamento è lacunoso da questo punto di vista o è un fattore culturale da migliorare? Sicuramente da migliorare. Diciamo che adesso finalmente è stato, come si può dire, incrinato il tetto di cristallo che prima c'era, che le donne non potevano accedere alle varie carriere, mentre dal 2004, grazie alla nuova normativa, sono state appunto create le cosiddette quote rosa, prima in politica e poi anche nella legge, diciamo così, per le amministrative, cioè per le partecipate, per le società. Ecco, quindi le donne finalmente sono entrate a far parte del mondo, diciamo, del lavoro a livello alto, ecco, così. Cosa c'è ancora da fare? C'è ancora da fare. Ad esempio, vede come quanto è successo l'altro giorno per la collega Salamandra di Roma, ad esempio. Doveva assentarsi per il bambino che era ricoverato all'ospedale, ha chiesto un rinvio dell'udienza, insomma così, gli è stato negato, quando magari poi vediamo i giudici che si assentano, ad esempio proprio nel medesimo periodo, giorno così, un giudice ha lasciato l'aula dell'udienza per andare a trovare la moglie all'ospedale che stava per partorire. Allora, già questo, allora di là non si dice niente, di qua scandalo, la donna non si deve assentare, quasi fosse punita perché fa il lavoro che è stato fatto per secoli da uomo, ecco, dall'uomo. Come associazione cosa farete a Varese? Quali iniziative avete in mente di proporre? Beh, sicuramente le iniziative sono tante, ad esempio vorremmo già subito andare nelle scuole, ecco, nei licei soprattutto, ma anche già nelle scuole medie, perché innanzitutto vorremmo incominciare, come dire, a usare un linguaggio, già usando il linguaggio dei ragazzi, cambiando il linguaggio si può operare già un risultato sulla parità e togliere la discriminazione che c'è, che tuttora esiste. Poi anche il PNR, ad esempio, ha previsto anche delle sovvenzioni per aiutare il mondo, diciamo, femminile a progredire e a fare, diciamo, delle attività che oggi non ci sono i mezzi, ecco.